Ero qui bella tranquilla che stavo inzuppando il biscotto. Una certa, non so, si vede che l'avevo lasciato troppo. Ho fatto per mettere in bocca, mi è caduto un pezzo, ho tirato il biscotto ovunque. Mi sono fatta la doccia. Sono ancora un po' macchiata di nero qua. Non è venuto via. Guardate che ciccia molla. Si vede che sono dimagrita. Sì, sono sempre uguale come peso, non è che sia dimagrita ulteriormente. Però si vede che c'è stato un cambiamento. Poi io non faccio niente per tonificare. Sinceramente adesso ho anche freddo, la pelle d'oca. Si vede? Ho pulito casa, sì, e mi sono subito fatta una doccia perché ero indecente. Quindi ho lavato anche i capelli, eccetera, perché non potevo stare in quelle condizioni. Avevo i pantaloni lunghi, avevo perfino le ginocchia nere, coi pantaloni lunghi. Ok, ho detto forse è meglio lavarsi. Mi sono dimenticata di farvi vedere perché nel momento poi non è che mi metto a filmare, non ci penso neanche. La prossima volta devo ricordarmi di farvi vedere quanto si sporca. Allora, oggi è il 7 di settembre, teniamoci a mente questo giorno e la prossima volta che faremo questa pulizia devo filmare assolutamente. No, sta già tramontando il sole. Non mi piace questa cosa. Quelle nuvole stanno coprendo il sole, che comunque dovrebbe tramontare tra poco, ma stanno coprendo il sole e io ho freddo. Non fa caldo, ormai è cambiata la temperatura qua in montagna, eh. Vabbè, voi che state guardando il video a fine settembre, di sicuro sarà cambiata nel frattempo ancora di più la temperatura. Però dico, oggi 7 settembre potrebbe essere un pochino più caldo, invece senza il sole si sente già il cambiamento, perché comunque la prima neve è già arrivata sulle montagne, non qua sulla Marmolada, quindi la prima neve è già arrivata. Di solito d'estate capita che nevichi anche in agosto sulle montagne, quest'anno invece no, è stato un agosto caldo, bello, molto bello. Io la merenda l'ho fatta, adesso boh, guardate, c'è brufolo qua, ho un brufolo qua e ne ho uno qua. Piena di brufoli. Di nuovo. Va molto a periodi e adesso sono di nuovo con i brufoli. Ci sono solo questi, però ci sono. Sapete cosa faccio? Mi siedo qua. Il problema di questa sedia è che mi lascia, come quella che ho a casa, mi lascia tutti i segni sulla pelle, in questa retina qua. E vabbè, pazienza. Ah sì, sono molto soddisfatta di aver fatto quel lavoro. Lo ripeterò all'infinito in questo video. No, sono proprio soddisfatta perché era una cosa da fare e volevo farla prima di dover far veramente fuoco. Quindi volevo essere tranquilla e essere pronta, non come il solito, perché di solito ci troviamo a fare quel lavoro là sempre all'ultimo. Invece questa volta avrei voluto farlo durante l'estate, però comunque va bene anche adesso. E domani non so cosa faremo. Ho detto a Franz, abbiamo preso un po' di misure per la fioriera e le pareti e dobbiamo un attimo capire come fare, come mettere, se mettere in un modo o in un altro. Comunque stiamo provvedendo e niente, magari il prossimo anno metterò un tavolino con 2 sedie, giusto da fare un po' ingresso più carino, perché così non mi piace tanto. Lo trovo un po' un ingresso abbandonato, l'ingresso di casa non mi piace. Quest'anno non siamo neanche andati lassù a guardare il tramonto. Se non mi ricordo male, l'anno scorso eravamo andati lassù il 10, anzi lassù, beh insomma qua, il 10 settembre. Guardi sì. Per chi mi segue da poco c'è il video sul canale, insomma c'è un piccolo vlog come al solito. Andate a vedere un anno fa e insomma c'è il video. Che bello questo sole, però non scalda più niente. No, non è neanche tiepido proprio. Devo andare a mettere una maglia perché e magari anche i pantaloni lunghi
che non è che faccia tutto sto caldo. Vi faccio vedere però una pianta. Che bella questa luce, questa finestra l'adoro. Eccola qua. Questa è la nuova arrivata. È finta, io ve lo dico, è finta. Però sembra vera. Questa è la nuova arrivata. Insieme a questi qua che vi ho fatto vedere prima. E insieme a questo fiore, questa roba qua. Basta, qua non ci sono altre novità in questa stanza. No, anche mia mamma deve fare tutto il restyling qua, deve cambiare un po' le tele. Come me. Io oggi ho solo pulito il pavimento abbastanza bene e basta. In realtà avrei dovuto fare anche quel lavoro lì, cioè cambiare il copridivano, ma non avevo il tempo per farlo, perché ci vogliono, cioè per fare pulizie, come dico io, ci vorrebbero giorni, ma giorni interi, non solo i pomeriggi. Lavorando però è impossibile. 7 settembre, Pepe sente il maltempo in arrivo perché questo cestino non l'hanno mai usato in tutta l'estate. Questo di solito lo usano quando inizia a far freddo. Ecco, sta per arrivare il maltempo, lui si è messo lì a dormire. Cioè, ok, è ufficiale, sta arrivando il brutto tempo e il freddo. Quindi abbiamo fatto bene a fare la pulizia qui. Mi sono messa anche un po' di legna. E ho appena guardato le previsioni meteo. Praticamente danno giovedì lo zero termico a 2600 metri. Cioè io mi sa che tirerò fuori la dolce vita a questo punto. Qua fuori ho ancora roba stesa, non piove al momento, non ha ancora iniziato per fortuna e ho ancora la roba stesa. C'è un po' d'aria, quindi un po' asciuga. Cioè, secondo me non si asciugherà tutto. Però ho già lavato e asciugato un po' di roba alla fine, quindi va bene. Sì, sto guardando, mamma, ho perso Vorrei anche lavare le asciugamani, però per quelli faccio la lavasciuga, che così si asciugano e non devo stare a aspettare che si asciughino con il nulla. Anche perché hanno previsto giorni di brutto tempo, quindi l'unico metodo per asciugare è far fuoco, ma non è ancora il caso, forse verso sera, non oggi ma i prossimi giorni, o è far fuoco o usare la lavasciuga, cioè la funzione di asciugatura della lavatrice. È domenica e devo ancora pulire la cucina e sono le, aspetta che vi dico, 15:25. Non ho voglia di fare niente, Qui ho della pasta scondita, cotta scondita. L'ho lasciata qua che si raffreddi. Vabbè, ormai sì, alle 3 passate, è fredda di sicuro. Questa è la pasta di oggi con le verdure e lo sgombro, perché le scatolette di tonno sono piccole, quelle che prendo io, e c'è poco tonno, quindi avrei dovuto usare almeno 2 scatolette. E allora ho messo lo sgombro, perché di sgombro ce n'è molto di più nella scatoletta in latta. E buonissima, è venuta perfetta anche di sale, perfetta, e piccante il giusto, beh, buona. È avanzato il piatto per domani per Franz, e poi quella pasta durerà almeno, questa qua scondita dura almeno 2 giorni in frigo, quindi sono tranquilla. Io domani a pranzo non so cosa mangerò, io decido molto sul momento per me. Per oggi ho fatto una pasta un po' particolare, ci sarebbe stato bene il riso, ma siccome avevo la pasta già pronta in frigo, solo sì, cotta, scondita, allora ho deciso di fare questa. Praticamente ho aperto, vabbè, ho fatto soffriggere il misto per soffritto, ecco. Poi ci ho aggiunto questa scatoletta che è la solita, che sono quelle che io compro, questa qua, lenticchie, farro, carote e piselli della Bonduelle. Se vi capita, provate quelle scatolette, quelle latte, cioè era buona alla fine. E questo è quanto. Tutto il resto, ma deve ancora arrivare Franz a mangiare, per quello ne faccio in quantità, anche perché lui sta lavorando tanto e ha tanta fame adesso. E poi ci ho aggiunto una salsiccia, poi ci ho messo le varie spezie, un po' di sale, poco, perché poi ci ho messo la salsa di soia, la salsa sriracha e le varie spezie orientali. Buonissima. Non pensavo venisse così buona, è la prima volta che faccio un miscuglio del genere e sinceramente è molto buona. E quindi io adesso mi godo il pranzo. Pepe chiede cibo, ma questa roba non gli piace perché è speziatissima, quindi
Però secondo me lui sente la salsiccia, per quello è qua. Ma sei un po' rosso qua, sulla pelle? Qua mi sembra un po' rosso. Boh. Ciao! Ecco, è arrivato anche lui. Ciao, bel gattino. Eh? Dai, Pepetto. Non ho niente, Pippo, no, non ti preoccupare. Niente, oggi c'è un po' di sole fuori. Niente di che, ma diciamo che stamattina c'erano 8 gradi, però adesso si sta bene fuori. Allora, Pepe l'ho dovuto aiutare perché non riusciva da solo. Sente il cambio del tempo, adesso c'è ancora il sole, ma cambierà. Pepe sente il cambio del tempo, l'ho aiutato a mettersi dentro alla maglia. Stai là, stai là. Ecco. E però non è male adesso. Sì, ci sono nuvoloni, ma per il momento è ancora abbastanza decente il tempo. E boh, vedremo quanto maltempo farà. Non vi ho mai fatto vedere dove nascono i fiori. Totalmente a caso. Qui e anche qua via. Sono qua dai miei. Totalmente a caso. Cioè non nei vasi, no. Nel porfido, no nel porfido, tra una piastra e l'altra del porfido. Non ci sono neanche lumache, stranamente qua. Sicuro nel prato ce ne sono. Ma qua no. Non ne vedo. Ah, non c'è tanto freddo, pensavo fosse più freddo. Ha fatto un po' di pioggia. Si sta preparando per la notte. Ho fatto anche la raccolta delle susine. Ce ne sono anche qua. Ne ho mangiata una buonissima, buonissima. Perché qua abbiamo gli alberi, solo che quest'anno tutto è andato male, nel senso sia l'orto che gli alberi da frutto non sono andati granché bene, almeno quelli qua che abbiamo qua. E niente, adesso ho bisogno di 2 mani per forza. Dalla canottiera alla giacca è un attimo, davvero un attimo. Sì, mi sono dovuta mettere questa. Ho 2 maglie, ho messo anche la sciarpa, leggera, non è quella pesante, però ho un freddo, 8 gradi, sto morendo di freddo. Sai, sono anche stanca, quindi ho un po' di freddo perché sono stanca. Viene la miseria, ecco. Sono un po' imbacuccata. No, ma fa freddo. Vabbè, vado a fare la merenda. Poi ha deciso che sta lì. No, prima era nella cuccia, però adesso sono uscita, quindi si è spostato. Ciao Bue! Ho tolto i fiori ieri sera, ho dato una sistemata perché c'era uno sporco. È già cambiata la temperatura, 7 gradi. Sono neanche le 5 di pomeriggio. Sì, mi sa che domani sarà anche peggio. Tanto voi, beh, ora che vedrete questo video sarà ottobre alla fine, circa, quasi. Quindi niente, farà freddo per forza in ottobre. E voilà, vi regalo la neve, eccola, è scesa. E anche lì si vede, è bella bassa, io credo 1500 sicuramente. Fa freddo. Oggi ho lavato tutti i fiori, non li ho lavati col sapone, se no secondo me avrebbero perso colore. Li ho lavati bene con l'acqua e è passata una mosca, è uscita una mosca da qui. Tutto può essere. Io li ho sbattuti anche abbastanza bene. Adesso qui ho questi qua che sono appartenenti a questi, solo che anche questi li ho lavati, ma si deve asciugare ancora un po' il polistirolo. Adesso questi li metto tutti via in armadio e sono pronti per il prossimo anno. Li ho tolti proprio tutti, anche dalle finestre qui. Infatti fa strano non avere i fiori, però sinceramente no, non è più stagione ormai qui, anche se da calendario è ancora estate, ma qui possiamo dire che sia praticamente quasi inverno. Qua c'è un mobile che devo ancora montare,
poi vi farò vedere prossimamente. E basta, metto via il tutto e penso alla cena.